Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Un anticiclone mangia inverno e attenzione però perché subirà un indebolimento. Infatti a partire dalla prossima settimana annuncio subito che arriveremo a parlare dell'arrivo di una prima perturbazione per quanto riguarda il mese di dicembre. Ma andiamo con ordine perché avremo anticiclone dominante almeno fino al weekend, quando questa struttura anticiclonica continuerà a rimanere stabile, avremo ancora la presenza di nebbie e nubi basse sulla Val Padana e in modo particolare qui avremo, sempre delle brinate sulla Val Padana, specie nelle campagne, e anche delle foschie dense attese sulla Liguria, sulla Toscana, anche sulle Marche pensate e fino alla Puglia. Qui lo smog sarà ancora alle stelle, ma attenzione perché subiremo un cambiamento radicale proprio a partire nel corso dei prossimi giorni. Come vedete, innanzitutto non avremo particolari variazioni perché vi ho già detto che avremo delle nebbie piuttosto persistenti, in quota lo zero termico sarà oltre i 2600 metri, quindi insomma avremo un'anomalia termica piuttosto netta e con una piccola depressione che sarà situata solo sul Marocco e come vedete anticiclone stabile prevalente anche per quanto riguarda la giornata di domenica, quando però questo vortice depressionario contribuirà a portare delle precipitazioni rilevanti sulla Valencia, quindi anche qui, il rischio di precipitazioni rilevanti e lo, accenno perché proprio su queste aree, contribuiranno delle correnti sud-occidentali che poi aiuteranno quando si avvicineranno, come vedete, i flussi atlantici instabili provenienti proprio, grazie a un ciclone posizionato sulla Islanda, ad avvicinarsi. Si avvicineranno e porteranno aria sempre più fresca collegati poi a questa depressione che riuscirà a collegarsi e a portare la formazione di un minimo depressionario proprio tra la Francia e la Spagna, ovviamente, quindi sull'Europa occidentale, all'ingresso quindi di questi fronti umidi atlantici, contribuiti anche da aria piuttosto fresca. Non sarà di matrice artica, ricordo, perché quella artica si distribuirà sempre sull'Europa, sull'estrema Europa orientale al confine con la Russia, contribuirà anche aria molto mite di matrice africana che porterà le temperature addirittura fino a 18 gradi sulla Sicilia, sulla Puglia, riuscirà a portare delle precipitazioni, come vedete nella giornata di lunedì, distribuite entro la serata proprio sul Sardegna e quindi si avvicineranno queste correnti instabili che poi porteranno all'arrivo di precipitazioni sul comparto del medio-alto Tirreno. Quindi qui attenzione, nella giornata di martedì è attesa quindi questa instabilità che si riverserà proprio lungo le coste tirreniche, ma soprattutto al nord-ovest. Qui attenzione perché proprio nella prima parte, possiamo dire, della giornata di martedì, essendo che si depositerà aria molto fredda in questi giorni, il deposito di quest'aria molto fredda riuscirà a creare questo temporaneo cuscinetto che potrà portare delle nevicate a quote collinari. Parliamo di quote attorno ai 400-600 metri, specie nel Cunese potrebbe nevicare, Torino invece con bassa probabilità proprio perché l'aria più umida risalirà e contribuirà a mantenere le temperature abbastanza sopra la media del periodo lungo il versante adriatico, mentre saremo in media altrove con abbondanza di precipitazioni attese soprattutto, come vedete, sulla Liguria, ancora una volta, su tutto il Piemonte e poi lungo le coste, come vedete, del medio alto Tirreno, con piogge che tenderanno poi a distribuirsi entro la notte successiva anche sul nord-est e lungo il versante adriatico, ma in forma irregolare, proprio perché questo fronte in realtà instabile, collegato alla depressione come abbiamo visto prima, sarà in indebolimento e quindi non riusciremo ad avere delle precipitazioni intense. Insomma, in generale, si prospetta una nuova dinamicità, ma è ancora opportuno aspettare i prossimi aggiornamenti.